Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano e anche nel diario del Marietto Veneziano. Ricordo che questa live sia vista online in diretta su Face e poi il sonoro sarà rimesso nel canale del vostro Marietto Veneziano, dove su YouTube metterò degli altri filmati dei viaggi o dei posti dove sono stato. E se non avete ancora fatto vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube del De Garda e iscrivervi al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano. Ciao Lara, grazie di esserti unita nel diario del Marietto Veneziano. Oggi parleremo un po' della genesi del Marietto, di quando ho iniziato a piccolino a vedere certe cose e via dicendo, no? Però prima voglio ricordare che il Marietto ormai ha già quasi 60 anni e quindi sapete, quando uno arriva a una certa età è stanco di ripetere certe cose, perché quando trova dei mazzi di tamburo passa oltre, no? Però è chiaro che anche lui, il Marietto, è stato giovane e quindi capisce le difficoltà di certe persone a capire certe cose. Però purtroppo il tempo è quello che è, rimangono nel Marietto ancora 30-40 anni di vita buona, di cui 20 ancora col cervello che funzionerà, e dopo è chiaro che ci sarà un declino come tutti, che è quello che è giusto che sia. Però vediamo un po', per quelli che vedranno questo video sonoro, grazie Lara che mi dice che sonoro, ok. Quindi vediamo un po' per questo video come la genesi del Marietto, no? Ve l'ho detto che da piccolino sono stato un pochettino qualche anno in coma, più o meno 18 mesi, no? E sono stato in Tibet. Poi quando sono tornato ci ho messo qualche anno a riprendere l'uso della parola e verso i 4 anni e mezzo, 5, ho incominciato a dire le prime parole. Le prime parole che ho detto non era mamma o papà, ma penso che era no. Comunque iniziamo a parlare un po' di questa genesi, no? Del Marietto, di quando è iniziato, gli hanno spiegato la gravità della situazione. E mi raccomando, se si stacca il video, perché ieri dopo 20 minuti Facebook si è bloccato, il video si è bloccato, io ho continuato a parlare, non mi sono reso conto e quindi purtroppo ho parlato per 10 minuti nel vuoto assoluto pensando che fosse registrato. Quindi se si blocca Face io non posso farci niente, no? Comunque andiamo avanti un po' con questo racconto. Cioè, più o meno 5 anni, a un certo punto mio padre adottivo mi viene a dire che avremmo avuto una Comeran, qualcosa del genere, no? Lui era un analfabeta e si era messo a parlare in inglese, a spiegarmi che ci sarebbe stato questo raduno in cortile. Al che io chiaramente ero piccolino, avrò avuto 5 anni e qualche giorno, e ho dovuto seguire la banda, cioè quindi sono sceso in cortile e sono arrivate persone che io non ho mai visto in vita mia. È arrivato il capitano degli alpini, mio padre vero, poi è arrivato una donna che non sapevo chi era e poi era mia zia, e poi è arrivato un altro che sembrava un po' Jerry Lewis, no? E alla fine era mio zio, no? Facevamo queste riunioni in cortile con una cadenza di una volta al mese. Io stavo lì, dopo un po' mi annoiavo perché insomma a sentire, ciao Sara, ciao Giulia, grazie di esserti uniti agli amici. Io stavo lì, avevo 5 anni, questi erano alti, cioè è chiaro che quando un bambino è alto a 5 anni, poi io muscolarmente ero un po' denutrito, un po' perché insomma ero stato in coma, ero anche un po' dietro di cottura ai 3 anni, anche se avevo 8 anni, ne avevo 5, poi un pochettino non riuscivo a capire cosa dicevano, questi qui poi continuavano a parlare che dovevano salvare lo stivale, il gatto. Poi continuavano a dire tante cose, io ero lì, a un certo punto mi annoiavo, allora il capitano degli alpini di Torino tirava fuori un lecca-lecca del nulla, e per un bel lecca-lecca il vostro Marietto sapete che anche se non capiva si adeguava. Insomma, una volta, poi alla fine, ad agio ho cominciato a capire che quelle 2 o 3 persone che c'erano, ad esempio di mio padre vero non ho mai capito fino a 7-8 anni, quando me l'hanno spiegato in un altro posto, no? Non sapevo neanche che era mio padre.
Beh, morale della favola, questi continuavano a parlare che bisognava fare così, cosa era un paramilitare in sintesi, no? E io stavo lì con sto lecca lecca. C'era poi il mio zio, quello che somigliava a Jerry Lewis, che aveva due chiodi fissi. Il primo era di andarsene da questo mondo. Proprio lui, da come avevo capito, non voleva più stare qui in questa dimensione, no? Lui infatti poi è morto suicidio dopo 20 o 30 anni, anzi 40, perché non ce la faceva più. Cioè lui già avrà avuto quel periodo lì, 25-30 anni, e già era stanco di questa cacchio di vita, no? Anche perché il capitano degli Alpini, dopo vi spiegherò perché, gli aveva fatto vedere certe cose, loro avevano visto tutti la seconda guerra mondiale, l'avevano proprio vissuta sulla propria pelle ed erano stanchi di questo casino, anche perché il capitano degli Alpini aveva fatto vedere dove sarebbero andati dopo. E quindi c'era questo zio, no, che era scavetta collo, era un bellissimo uomo fisicamente, era quello che poi tra l'altro nel gruppo materialmente in quel periodo storico era quello che ufficialmente guadagnava di più, aveva una bellissima paga, ma non gli frega una mazza. Lui tutte le volte che arrivava tentava di dire e di far capire che non voleva stare, e l'avevo capito io che avevo 5 anni, figuratevi gli altri. Però purtroppo il capitano degli Alpini diceva che lui serviva, era importante che restava nel gruppo e non lo voleva lasciare andare. Guarda, la favola va avanti per un anno e sentivo che dovevano andare a vedere un posto, no? Dovevano andare tutti a vedere un posto, mio padre adottivo, mio padre vero, però il capitano degli Alpini diceva che non era ancora il momento, non erano pronti, perché aveva paura che sarebbero morti di infarto, no? Il succo era questo. Al che il più coraggioso chiaramente nel gruppo era mio padre vero, ma io non sapevo che era mio padre, però era anche tra l'altro il più anziano, no? A parte il capitano degli Alpini di Torino. E quindi, morale della favola, un bel giorno ci riuniamo in questo cortile, no? Erano già successe tante cose, ma io adesso stringo il discorso. Ci riuniamo in questo cortile e a un certo punto decidono che era il momento che mio padre vero, che io in quel momento non sapevo che era mio padre vero, doveva andare a vedere questa cosa. Morale della favola, cosa succede? Parte in astrale, no? Perché noi alcune volte uscivamo dal corpo, stavamo in astrale a parlare perché ci spiavano. E cavoli, quando torna è sconvolto, cioè, capite, questo qui aveva visto la seconda guerra mondiale, aveva combattuto negli Alpini, aveva i coglioni contro coglioni e quando è tornato era terrorizzato e aveva visto veramente qualcosa di tosto, no? Perché per scuotere uno che aveva visto la seconda guerra mondiale, che ne aveva visti di tutti i colori, no, questo qui era terrorizzato. Al che dopo, una volta dopo, sarebbe dovuto toccare a mio padre adottivo, che in questa gerarchia mio padre adottivo era un capitano, no? Era un capitano in questa struttura paramilitare. Come voi sapete questi sono racconti di fantasia, sono tutte favole, no? Morale della favola, il capitano degli Alpini di Torino aveva paura, no? Aveva paura perché non sapeva se quando sarebbe tornato non avrebbe avuto l'infarto. Morale della favola, parte anche lui, stiamo lì a aspettarlo, io sempre con lecca lecca, perché senza lecca lecca sapete che il vostro marietto non si muove. Ciao Emiliana, ciao Fiorenza, ciao Simonetta. Quindi morale della favola, parte anche lui, stiamo lì a aspettare, perché io non ero in astrale. Quando torna, per la miseria, questo qui ancora un po' muore, cioè si è sbattuto per terra, no? Non riusciva a tenere, che tra l'altro lui in quel momento lì aveva 35 anni, perché quando io sono 38 massimo, no? Era un combattente, cioè aveva visto da piccolino la seconda guerra mondiale, quando è successo avrà avuto 5-6 anni, quando è finita ne aveva 7, quando è finita più o meno ne aveva 12. E anche lui aveva fatto il suo job durante la guerra, anche se era un boccia, no? Quindi, caspita, quando gli altri hanno visto che anche questo qui ancora un po' muore di infarto, si sono chiesti gli altri, ma dove? Soprattutto le donne, no? Perché c'era mia mamma adottiva e una che era mia zia. Mia mamma vera non l'hanno mai portata perché non volevano fargli vedere certe cose. Morale della favola, cosa è successo?
È successo che passa un anno e sentivo sempre mio padre vero, che non sapevo che era mio padre, che diceva che dovevano portarmi anche me a vedere quella cosa. Il capitano degli Alpini di Torino non voleva, diceva che non era ancora il momento. Ma io non avevo collegato che volevano portarmi a vedere quella cosa che avevano visto loro, no? Perché chiaramente era un boccia, cosa volete capire? Io pensavo che mi volessero portare a Luna Park, quelle cose lì, no? Morale della favola, viene il giorno, verso 6 anni e mezzo, in cui il capitano degli Alpini di Torino dice che ero pronto di vedere quella cosa. Perché il vostro Marietto è tutto incuriosito, no? Capite? Insomma, avevo il lecca in mano, mi stavo giocando secondo lecca, ero prontissimo a partire, perché sapete che il Marietto per un lecca non vede più niente. Morale della favola, partiamo e usciamo in astrale, no? Io tutto baldanzoso, sapete come sono i bambini di 6 anni, no? Cioè, cosa volete che capiscono della vita, no? Loro sono lì, sono nati, vogliono imparare tutto. Seguo questi e andiamo in Siberia. A un certo punto io vedo una zona grande come la Lombardia, tutta piena di ghiaccio, neve, no? Voliamo più o meno a 300 metri di altezza e guardiamo giù e il capitano degli Alpini diceva che quel posto era un posto tra i più terribili del mondo. Il vostro Marietto con lecca in mano, molto probabilmente adesso non mi ricordo più, guardava sto manto bianco di neve, tutto come si suol dire bianco, e diceva ma cosa ci sarà di pericoloso? Oh, vedo solo neve, e non riusciva a capire la gravità. Morale della favola, e questo è stato tra virgolette il primo approccio. Poi mi hanno portato ancora un'altra volta, però questa volta non mi hanno portato sopra, mi hanno incominciato a vedere sotto. E sotto il vostro Marietto ho cominciato a vedere che là in Siberia, sotto questi posti, e questo si capisce perché sia Napoleone che il Führer hanno voluto andare in Siberia, no? C'erano delle prigioni immense, cioè una zona grande come la Lombardia, più o meno come la Sicilia o come la Svizzera, dove è pieno di prigioni dove continuano a torturare persone che rinascono, cioè in altre parole il succo è molto semplice, no? Il vostro Marietto ha visto come i maghi neri, no? Questi ashkenaziti, no? Vanno a prendere le persone ma in quel momento lì io piccolino pensavo che queste persone volessero stare lì. Allora quando sono tornato ho chiesto al capitano degli Alpini di Torino perché queste persone volevano stare lì a farsi massacrare, torturare, insomma gliene facevano di tutti i colori, li trasformavano in animali, proprio facevano degli esperimenti. E il capitano degli Alpini di Torino diceva che era il loro karma che li teneva legati lì, impigliati lì, e non potevano andarsene via. Io chiaramente ero piccolino, ho detto ma andiamo là e li salviamo, no? Ma il karma non può fargli. E poi anche se li salviamo, questi ormai sono pazzi, nel senso che hanno sofferto così tanto che a livello cerebrale non ci sono più. E lì è stato, diciamo, la prima volta che ho visto cosa vuol dire la Siberia o il mondo degli ashkenaziti. Praticamente là esiste un pianeta sottoterra, no? Dove regolarmente, quando sapete, leggete che spariscono bambini negli ospedali, sicuramente una fetta viene presa da pedofili, da maniaci mentali, no? Chiamateli poi come vuoi, e una fetta viene presa da questi ashkenaziti che prendono da queste sofferenze le energie eteriche per governare il mondo. Allora il vostro Marietto, chiaramente quando è tornato, non è che mi avevano fatto vedere le cose così, perché a un certo punto si sono svegliati e hanno detto portiamo là il Marietto, fargli vedere un tour così, no, della Valtour. No, mi hanno portato là perché c'era da fare qualcosa e hanno chiesto senti Marietto, ma ci vuoi dare una mano? Il vostro Marietto per un lecca non voleva rischiare, no? Chiaramente ho detto subito di no. Purtroppo nel gruppo c'era mio padre vero, che non lo sapevo, che mi ha assunto d'ufficio. Mi ha detto tu guarda, non capisci una mazza, il succo era questo, no? Adesso a 18 anni puoi decidere tu, cioè a 23 nella realtà. Però adesso praticamente
arruolato d'ufficio, no? Assunto d'ufficio. Che io a un certo punto volevo continuare a leccare il mio lecca, vedevo l'altro mio zio che non vedeva l'ora che mi mandassero in paradiso anche a me, perché diceva ma non c'è bisogno che lui stia con noi piccolino, lasciatelo andare, di qua di là. Insomma, erano nate delle discussioni perché già mio zio se ne voleva andare a questa dimensione, perché non sapevo che era mio zio, no? Vedevo che era un bel ragazzo, giovane, intelligente e tutto, che però serviva, non volevano lasciarlo andare perché lui, poi la prima occasione che ha potuto, al quarto tentativo se n'è andato. Morale della favola, il capitano degli Alpini di Torino e mio padre mi arruolano, no? Diciamo che era la punta di diamante. Io avevo 5-6 anni con sto lecca, dico vabbè, va, se proprio devo mangiare lecca nella vita, mangiamo lecca. Oh, questi sono racconti di fantasia, non è che andate a dire in giro che adesso il Marietto va a dire che in Siberia ci sono gli ashkenaziti sottoterra che fanno mangiare. Poi cosa è successo? Allora c'era anche il Carletto. Il Carletto era l'unico che non era parente, no? Ma era l'outsider, no? Non è fantasia Carletto, no? Era l'outsider. Cosa serviva? L'outsider serviva nel nostro gruppo, qualcuno doveva fare la parte del ricco, no? Chiaramente mio papà non lo voleva fare, nessuno voleva fare la parte del ricco nel gruppo, per il semplice fatto che poi c'era il prezzo a pagare karmico, no? E allora è arrivato un camionista, c'era un camionista in cui papà aveva in un certo senso fatto fortuna, no? Fatto fortuna costruendo case e palazzi, poi era morto e aveva 2 figli, no? Ma 2 figli super materialisti, cavoli, a noi ci andava di lusso perché avevamo bisogno di qualcuno che bramasse andare in giro col Porsche color oro, che bramasse aver palazzi, che bramasse essere riverito come un Buddha quando c'erano gli incontri e noi non potevamo partecipare, gli incontri chiaramente con altri personaggi del genere, no? Politici, balle varie, no? Beh, ma lei della favola arriva il Carletto. E questo Carletto nella vita ha sempre fatto il cappellano Charlie, no? In Full Metal Jacket, infatti, perché lo chiamano cappellano Charlie? Proprio perché era il Carletto. Il Carletto praticamente in questa struttura, in questo gruppo, faceva parte di un'altra cellula in cui loro avevano preso il compito, perché lo volevano in fondo, loro sì, ci credevano a queste cosine, però insomma erano più attaccati alla materia, no? Gli piaceva avere, non so, 2 o 3 ville a St. Moritz, insomma quelle cose lì a Monte Carlo, gli piaceva andare sempre in giro col Porsche, no? Gli piaceva essere il trade union con i servizi segreti ebraici, di quelle cose lì, no? E allora è arrivato il Carletto, che fondamentalmente non faceva parte della nostra struttura, era un outsider che, cioè se pensate che i miei zii, i miei genitori vivevano nell'indigenza, tra virgolette, no? Il Carletto arrivava col Porsche mentre noi andavamo in giro con l'utilitaria, no? Però serviva nell'ecosistema che si era creato, no? E allora mi dice, ma secondo te Marietto cosa possiamo fare? E io ho detto, beh andiamo là con l'esercito, no? E il Carletto lì a questo punto, che chiaramente era stato informato perché io ero in quel monerino lì, ero più piccolino, e ha detto guarda loro usano la magia, sono a livello di armi 300 anni avanti di noi. Allora io poi gli ho detto, ma scusate, se loro sono là e noi siamo qua, perché non riusciamo a stare e ci facciamo i fatti nostri? Cioè avevo 5-6 anni in quel momento lì, 6 anni, no? E il problema è che loro, mi spiegavano, sono già qua, si infiltrano nelle banche, si infiltrano con la magia nera, si infiltrano negli stati e obbligano gli stati ad esempio a creare, ad esempio quando voi vedete nei film che ci sono queste prigioni nelle navi, no? Che fanno questi Schwarzenegger, si vede queste cose qua, me le spiegavano quando avevo 6 anni, cioè questi film qua che voi vedete che sembrano barzellette, già quando avevo 5-6 anni mi spiegavano che gli ashkenaziti avevano obbligato questi stati a creare queste prigioni proprio per, in un certo senso, punire quelli che avevano il karma nero, no? Karma nero che chiaramente uno produce perché non sa
nella vita quali sono praticamente i pilastri spirituali reali, cioè quelli che servono, no? E allora si attacca a tutte le cose che innalzano l'ego ma che non innalzano lo spirito. E da lì praticamente è nato, loro c'erano già, no? Ma purtroppo loro erano anche stanchi, avevano visto la seconda guerra mondiale, erano stanchi e avevano visto tutte le brutture di questo mondo e poi sapevano che verso gli anni 90 l'Est ci avrebbe invaso, no? Noi ci è andato di un colpo di fortuna proprio perché è successo Chernobyl, allora si sono tranquillizzati, ma se non fosse successo Chernobyl diciamo che noi in questo momento saremmo tutti nei campi di concentramento sottoterra in Siberia, no? Molti sono spariti. Questo qui è un dato di fatto perché hanno vinto la guerra questi dell'Est eppure la propria popolazione ha fatto sparire 20-30 milioni di persone stali. Questo qui non è che me lo invento io, questa qui è storia. Quindi capite che in quel periodo lì il vostro Marietto, sto parlando degli anni 69-70, del 1900, ha cominciato a capire come girava questa palla proprio perché gli hanno fatto vedere che c'erano queste cosine, no? Adesso il problema cos'è? Il problema è che poi mi avevano spiegato appunto che dopo Chernobyl sarebbe caduto il muro, il Papa ha incominciato a credere a Gesù Cristo, il Wojtyła, proprio perché la Polonia è scappata dalle grinfie dell'Est, no? Quel periodo lì il Papa Wojtyła non sapeva più come fare a tirare fuori la Polonia, la Germania dell'Est che ci ha salvato nella seconda guerra mondiale, perché cioè il Führer non è che è andato là, o Mussolini o il Duce, non è che sono andati là perché avevano voglia di farsi massacrare, proprio sono andati là perché qualcuno gli aveva spiegato che sotto la Siberia stava succedendo un qualcosa di terrificante. Non è che solo là succede, però quello che ho visto io, chiaramente, anche se ho 5-6 anni, certo io non riuscivo a capire il dolore proprio che provavano queste persone, ma il mio papà vero e il mio papà adottivo, che l'hanno visto, ancora un po' muoiono di infarto, no? Quindi capite che loro avevano visto la seconda guerra mondiale e non gli faceva più paura niente, ma quello che hanno visto fare a questi maghi neri, a queste persone, a questi alpini anche, perché ricordatevi che ci sono 170.000 alpini che sono spariti in Siberia, no? Chiaro, uno poi dice, con Chernobyl abbiamo pareggiato quasi i conti, ma secondo me non basta per il semplice fatto che 170.000 alpini, mio papà diceva sempre che un alpino vale almeno 150 degli altri, quindi a cambio ufficiale siamo lì, no? Però diciamo che almeno hanno lasciato la Germania dell'Est, questi qui, e via dicendo. Comunque il filmone non è che è finito qui, no? Non è che adesso dopo Chernobyl questi qui dell'Est si sono messi il cuore in pace, no, continuano a rompere i santissimi. E quindi è chiaro che poi c'è stato il Kursk, no? Avete visto il Kursk che era quel sottomarino che hanno abbattuto. Ciao Paola, ciao Adriana. Quindi capite, un po' così, no? Alla fine sta in piedi chi ha più conoscenza, no? Questi sono racconti di fantasia, così tanto che mi piace camminare nel verde e voglio anche scrivere un ebook di fantasia, quindi sto provando se funzionano queste favole, no? Quindi capite che siamo in un periodo storico. A Beirut avete visto che per fermare questi, come si suol dire, questa strada della seta che è vero che ci porterà ad avere magari il cellulare a metà prezzo, ma è anche vero che perderemo un altro 25-30% di forza industriale, quindi praticamente senza colpo ferire questi qui ci porteranno all'età della pietra. Quindi è chiaro che qualcuno vuole mettere qualche freno, no? Qualche freno, certamente se dovesse succedere che arriva la via della seta, cari miei, questo vuol dire che qui in Italia e in Europa ci sarebbero non le guerre civili, ma i campi di concentramento è sicuro, perché se voi togliete ancora un 25% di forza lavoro all'Italia, già che ha perso il 25% con la messa in opera dell'euro, che neanche la seconda guerra mondiale era riuscita a distruggere la forza industriale così, figuratevi con un 50% in meno di forza industriale tutte le persone che vivono in Italia dove sono. Poi vorrei rispondere a una persona che mi segue, no?
e che non ha mai seguito anche le pillole del vostro marietto prima, perché diceva a me non mi va che arrivano tutti questi qui con i gommoni e roba del genere. Allora, forse in questo disegno bisogna vederlo in un certo senso macro, no? Cioè la gente si sveglia la mattina e pensa che la religione di Stato, lo Stato, dorma. Nella realtà questi hanno già visto, perché se lo so io che avevo 5 anni, figuriamoci se non lo sanno i servizi segreti, no? Avevano già visto che dopo Chernobyl ci sarebbe stato il Kursk e poi ci sarebbero state altre cose. Però dovete capire anche una cosa, no? Dovete capire una cosa, che a noi, che abbiamo una massa di Buddha che stanno avanti con la PS4, come si dice, alla TV, dovete capire che serve anche un esercito, no? È vero che abbiamo gli alpini, ma gli alpini hanno girato nella seconda guerra mondiale con ben 170.000 persone perse in Siberia, no? E quindi ci serve un esercito, e questo esercito qui, cari miei, non è che viene fuori dal nulla, perché se noi abbiamo dei figli che stanno davanti alla PS4, capite che lo sforzo più grosso è giocare col nulla, no? È chiaro che, oppure andare coi capelli tinti a giocare a calcetto, è chiaro che quando ci sarà la chiamata, perché la chiamata ci sarà, perché cioè bisogna proprio essere caduti a piccolini a seggiolone, non capire che Beirut è stato un primo, come si dice, campanello d'allarme per dire attenzione perché qui siamo al limite, no? Quella era quasi una bomba atomica, piccolina, però c'era, no? Quindi capite che se non arriva un rinforzo da qualche parte, è chiaro che ci asfaltano. La Germania non è che a un certo punto si è svegliata la mattina e ha messo giù il tappeto rosso agli stranieri perché, capite, sono diventati belli, bravi, intelligenti. La Germania ha messo il tappeto rosso per il semplice fatto che si è reso conto che aveva bisogno e ha bisogno di militari, no? Poi dopo è tutto sindacabile, uno può dirmi sì, ma io le vedo in giro attaccate ai muri. Sì, ma questo qui è l'elite, cioè voi dovete capire che quelli che sono arrivati qui hanno superato degli avvenimenti, hanno superato delle situazioni che i nostri ragazzi che stanno attaccati con la PS4 oppure a guardare YouTube, gli orologi o tante altre cosine, capite che questa gente qui, cari miei, avranno anche un karma buono, nel senso che però nel momento ne hai bisogno, questi qui, capite? Fai un fischio, questi qui, quelli col Porsche d'oro, l'Orex d'oro, questi qui fanno un fischio e non li vedi più, capite? Quelli che dovrebbero difenderci. Quindi è chiaro che queste strategie di lungo respiro servono soprattutto per difenderci, anche se adesso non vedete, come si suol dire, l'utilità. Però vedete che nessuno realmente fa qualcosa per fermare questa cosa qua, no? Infatti il capitano degli Alpini di Torino mi spiegò già quando avevo 23 anni che è la nostra fortuna che arrivino su questa gente, no? E quindi in un certo senso farà parte l'Europa in futuro di questa cosa qui, anche perché sennò noi diventeremo e torneremo nel Medioevo. Beirut in confronto sarà un club mediterraneo, per darvi quest'idea. Quindi per quelle persone che chiaramente vedono questi disagi in questo momento, diciamo che è un male necessario, no? È un male necessario, e di capire che se i nostri servizi segreti, se la nostra benemerita, se i nostri militari permettono questa cosa, no? E ogni tanto fanno finta di fare un po' di ostruzionismo, non è perché hanno picchiato la testa a piccolini cadendo seggioloni, ma perché c'è un disegno importante che serve alla Sacra Patria per tenere, come si suol dire, ancora un minimo di struttura quando avverrà quello che dovrà avvenire. Poi è chiaro che noi abbiamo il Corpo degli Alpini, che è uno dei migliori eserciti del mondo, ma capite che non è invincibile nel senso immortale. Anche loro faranno la loro bellissima figura, la loro bellissima parte, però chiaramente devono avere una mano anche dagli altri, no? Quindi bisogna sempre guardare il disegno, non bisogna essere come una formichina che su un dipinto, no? Che vede il suo pezzettino di 1 centimetro di colore.
bisogna uscire dal quadro e guardare il quadro generale. Capite? Questo lo dico perché molti mi scrivono in PVT, mi contattano in Face, oppure, come si suol dire, su WhatsApp, no? Che fanno certe domande, prima di tutto perché non hanno visto le pillole precedenti, no? E lì si capisce, perché l'ho già spiegata questa cosa. E poi proprio perché non hanno capito in che periodo storico siamo, no? Fino al 2029 vi ho già avvisato che sarà un periodo in cui bisogna, in un certo senso, stare attenti a come muoversi. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto, spero che Face non vi abbia tradito, che non abbia bloccato la... Ciao Carmelina, grazie di esserti unita già. Che non mi abbia bloccato come si dice, la chiacchierata. Poi voglio parlare anche di un'altra cosa, che ieri forse Facebook mi ha bloccato, non so perché dopo 20 minuti che chiacchiero Facebook ogni tanto mi blocca, o il cellulare mi blocca. Ad esempio, quando, come si suol dire, i sigilli vengono fatti, no? Vengono fatti su una persona e dureranno vita, che lui ci creda o no, poco importa. Ormai quelle forze planetarie sono state consacrate a quella persona e la cosa funziona. Ma ieri, penso che poi mi abbia bloccato lì, succede che alcune volte, questo è il sigillo, no? Però quando voi, ad esempio in casa, mettete sotto protezione qualcuno che non è vostro marito, magari un vostro amico, dovete stare attenti, perché se un indomani questa persona, perché è un narcisista, perché è il suo karma, insomma, qualsiasi scusa, perché succede una guerra, e vi volta le spalle, se voi l'avete messo sotto una protezione radionica o radiestesica, dovete stare attenti, perché poi dopo, come si suol dire, toglierselo di torno sarà molto difficile. Quindi dovete sempre stare attenti chi proteggete con i circuiti radionici, proprio perché i circuiti radionici funzionano come sigilli, ma funzionano anche in modo che se uno non ci crede funziona lo stesso. E lì dovete stare molto attenti come usarli. E vi ho spiegato che non partono in quinta come alcuni altri raccontano, dicono dopo 28 giorni camminate sull'acqua, vi alzo i bovis, ti faccio ritornare tutto quello che vuoi. Non sono quelle balle lì. I circuiti radionici funzionano dopo un mese praticamente che sono stati attivati. Chiaramente dovete sempre però prima domandare al pendolino quanto tempo, ma diciamo che lo lasciate massimo un mese, perché dopo il corpo eterico si satura e dopo iniziano proprio la loro funzione, no? Vi ricordo anche di scaricare, proprio per questo tempo bellico, nel sito capitano.altervista.org, e ho messo anche il link in Face, l'ebook dell'avvocato Ceratini, proprio perché serve a blindare il territorio della sacra patria. Quindi vi voglio ricordare che ieri forse Face mi ha interrotto, che quando voi decidete di proteggere qualcuno in casa, se non è proprio del vostro cerchio familiare stretto, è meglio, se non avete degli ordini dall'Altissimo, è meglio che ci pensiate 2 volte e chiedete il pendolino, perché mi è già successo negli anni scorsi che qualche signora ha incominciato a proteggere il marito, tra virgolette, no? E dopo qualche anno ha capito che, insomma, più che marito era una zavorra in tutti i sensi, no? Era un donnaiolo, era uno sporcaccione, chiamatelo poi come voleva, poi infatti e quando ha cercato di tagliare i ponti non si riusciva, no? E poi dopo si è ricordata che caspita aveva messo sotto delle protezioni, e quindi tutto quello che gli veniva, tra virgolette, fatto per tagliare questo legame pernicioso rimbalzava indietro, per il semplice fatto che questo qui anni prima era stato messo sotto delle protezioni. Questo è importante, perché se voi oggi prendete entusiasmo di conoscere la radionica, che è lecito, perché quando si inizia a entrare nel mondo dell'esoterismo, entrare con la radionica è il modo più facile, si scoprono questi circuiti e si vogliono attivare, no? Su tutti, no? Su tutti quelli che si possono. E alcune volte si attiva proprio sulla persona più sbagliata che si potrebbe fare. Quindi, spero che Face non tagli, no? Questo qui. Quindi se voi cominciate ad andare nel sito capitano.altervista.org, scaricate gli ebook, state attenti, pensateci bene prima di difendere qualcuno che non sia vostro figlio, vostro marito, insomma qualcuno
di importante, magari vi mettete a proteggere il fidanzato della figlia e in questo momento magari è ok, ma capite che potrebbe anche voltarvi le spalle e quindi se voi lo mettete sotto la protezione, faccio un esempio banale, fra 1 anno, 2 anni, 5 anni potrebbe diventare anche il vostro peggiore nemico e lo avete protetto voi. Questi sono consigli di Marietto perché sento di quelle storie, proteggi di qua, proteggi su, ti mando energia colorata, angeli colorati, roba del genere. Quelle sono tutte favole da film. Voi dovete, come diceva mio papà, io proteggo mio figlio, gli altri genitori devono pensare ai loro figli, no? Quindi sempre un occhio vispo a chi volete proteggere, perché magari oggi Gesù, Gesù, Gesù e domani Barabba, 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 sapete che no, come la gente. Bon, questi erano piccoli consigli che ho dato ieri, però purtroppo non sono andati in modo. Cari amici, ciao Maurizio e Antonio, bene, adesso, brava Sara, la Sara, ecco, ha detto una bellissima frase. Fondamentalmente dice non c'è mai stata una fine della guerra, esatto, cioè la seconda guerra mondiale fondamentalmente non è mai finita proprio per il semplice fatto che quando ufficialmente è finita e ufficialmente, capite, no? Quando ufficialmente è finita, quelli che si nascondevano sulle montagne, ve li ricordate, quelli che si nascondevano come conigli sulle montagne mentre i nostri alpini erano in Siberia a difendere la sacra patria, il 70% sono diventati partigiani, no? C'era un 30% reale che ci credeva, ma quell'altro 70% che quando c'era da andare a servire la patria, a morire la patria, a onorare la patria, i propri genitori e la propria comunità scappavano in montagna per non arruolarsi, vi ricordate, no? Adesso sono tutti eroi. I 170.000 alpini che sono morti per l'Italia, dispersi per l'Italia nei campi di concentramento dei russi, sono soldati, no? Invece tutti quelli che stavano nascosti nelle varie regioni alpine, o negli Appennini, o nei boschi, a un certo punto si sono riciclati come partigiani e in più, oltre che gli italiani che sono andati al fronte a difendere la patria sono morti e hanno violentato magari anche le mogli dei soldati. Quindi lì è un tema caldo, è un tema vergognoso. Infatti noi tutte le migliorie economiche, dalla pensione alle bonifiche, alle cose che funzionavano, alle poste che funzionavano, le abbiamo avute nel periodo del Duce. Dopo abbiamo avuto questa sacca di 70% di persone che erano conigli, erano diventati tutti partigiani. No? Questa è una macchia nera che il popolo italiano, una parte del popolo italiano, questi conigli partigiani, perché vi voglio ricordare che quei soldati che sono morti al fronte per servire la patria non erano solo soldati, erano anche uomini, padri di famiglia, che ci hanno dato la possibilità poi di essere quello che siamo oggi. Se fosse stato per quel 70% di partigiani, l'Italia a questo punto sarebbe come il quarto mondo, non esisterebbe neanche più. Quindi ma lasciamo stare questo discorso perché purtroppo in questo periodo storico molta gente non può capire. Comunque, al di là di questo, è vero, ha ragione la Sara, in questo momento storico esiste ancora una guerra, non viene dichiarata, però c'è, no? E noi, ve l'ho sempre detto, abbiamo, tra virgolette, i migliori esoteristi del mondo che ci invidiano tutti, che stanno lavorando e sono la prima linea. Caduta la prima linea, cari miei, diventiamo come il Libano o la Libia o la Siria, capite? Quindi è vero anche questo, che la guerra continua. Noi certamente non abbiamo bisogno dei partigiani, ma abbiamo bisogno degli esoteristi e di quelle persone che ci spiegano realmente com'è la situazione oggigiorno. C'è una guerra parallela, silenziosa, e attualmente sembra che la stiamo per perdere, anche se andiamo in giro tranquilli. Però purtroppo, o per fortuna, abbiamo ancora dei validi esoteristi che lavorano in prima linea e militari soprattutto che stanno difendendo il sacro suolo italiano. Bene cari amici, grazie Sara di questo punto, grazie Ivana di esserti unita. Ebbene, io finisco qui, sentirete il sonoro su YouTube e il vostro Marietto vi ringrazia. Ciao a tutti.